Ha trascorso una notte tormentata Cornelia Predal, la madre di Patrizia Armellin, la convivente di Paolo Vai, accusata assieme all'amica Angelica Comarci di omicidio volontario in concorso. Ore di sonno prolungate con un sonnifero per la tragedia che ha coinvolto sua figlia, con la quale, ci dice, non parlava da molto tempo. Da quanto tempo non ci parlava? Bene, da anni. Da anni. Ma c'erano problemi tra lei e sua figlia? Tanti. Non sapeva chi fosse nemmeno la donna amica della figlia che la notte dell'omicidio era in casa con la vittima. L'altra signora, lei la conosceva? No, Ah no, non la conosceva. non l'ho mai vista, non so neanche come che si chiamano, niente, guardi. E come si trovavano in casa assieme? Patrizia Armellin si trova rinchiusa nell'istituto penitenziario della Giudecca a Venezia. La andrà a trovare. È molto dispiaciuta di quello che è successo. Però lei è la mamma. La andrà a trovare, penso, no? Non so cosa dirle adesso. In casa vive con il marito la signora Cornelia, preoccupata anche per il suo stato di salute. Dopo la tragedia è stato colto da un malore, ma non ha voluto andare in ospedale, preferendo stare con la moglie. Pensavo di ricoverarlo ieri sera. Perché stava molto nervoso. No, non riuscire a farlo. Dopo, dove stai male, mi ha detto no. Proprio inizio alle 9 sono andati a letto e... È una signora abbastanza forte. Sì, finché dure. Finché duro. Perché sono cardiopatica. Prima di rientrare in casa si lascia ad un ultimo sfogo su quanto si è detto sulla vita di sua figlia con il compagno e delle presunte liti che avvenivano nella villetta attigua a quella dove abita con il marito. Ma quel che mi dispiace perché qualcuno che dice chiaro e tondo ha scritto che erano sempre in lite. In lite non erano, perché nessuno ha mai sentito litigare. La gente qua paratorna. Parlano troppo le persone. No, la gente, nessuno ha sentito, non si sentiva mai parlare. Mi scusi, sa? Mai, niente.